Allora, il tema che io ho cercato di trattare è derivato da un'affermazione che ho sentito in una trasmissione televisiva, dove un imprenditore diceva che poi va bene, facciamo l'indipendenza e poi io non vendo più in Italia. Il che da imprenditore mi sono stupito immediatamente di questa affermazione, perché vuol dire che la persona che sostiene questo non è concentrata sul suo prodotto, ma evidentemente dà qualche aiuto di Stato, o in quel caso non mi ricordo, erano qualcosa che doveva riguardare le quote latte o comunque del settore. Allora ho cominciato a riflettere e dico, vabbè, ma quanto è importante il mercato cosiddetto domestico? Per noi oggi il mercato domestico è il mercato interno, inteso come Italia, evidentemente. Allora ho provato a fare qualche considerazione e dico, ok, attualmente i mercati, come noi li consideriamo, sono il mercato domestico Italia e potenzialmente il prossimo mercato domestico futuro sarà il Veneto. Il mercato estero oggi lo consideriamo mondo perché non possiamo dire che sia solo quello europeo, e quello prossimo che cosa potrebbe essere? Il mondo più, io non so se si vede la cancellazione, ma insomma Italia meno ovviamente il mercato domestico che è il Veneto. La produzione, quindi vado anche a leggere così vado anche un po' più veloce, la produzione e la vendita sul futuro mercato veneto, in assenza di dogane e tasse di importazione, avviene come oggi. Cioè se io vendo a Verona da Vicenza e sono vicentino, è evidente che non ho alcuna difficoltà come oggi. Per i piccoli e medi dettaglianti non cambia nulla, non è così importante perché ho un negozio, una gioielleria per dire a Vicenza, visto che è uno dei settori ovviamente che va per la maggiore, ancora speriamo per molto, visto le difficoltà, poca importanza perché non ha a che fare con le esportazioni, ha a che fare con un mercato al dettaglio e quindi è diciamo, condizionato dall'andamento dei valori di acquisto, quindi se le persone hanno più denaro in tasca compreranno, altrimenti no, ma non sono legati direttamente al tema doganale o di esportazioni. Per gli operatori turistici non cambia nulla. Veneto piuttosto che un'altra regione italiana indipendente, nulla cambia per chi viene a visitare Venezia, voglio dire, o va a sciare sulle Dolomiti, considerando anche che 60 milioni di turisti vengono in Veneto ogni anno. Ho visto una rappresentazione delle grandezze delle parti d'Italia attuali pesate per il numero di turisti e si può tranquillamente dire che un turista estero quando viene in Italia viene in Veneto, che distanziamo mi sembra la Toscana che ha 15 milioni di turisti, che è tantissimo, il Lazio più o meno lì che ha anche il Papa, ovviamente con Roma che è una città meravigliosa, e parlo ovviamente della parte architettonica, e diciamo però la gente viene in Veneto, quindi a un turista quando gli si dice sei stato in Italia probabilmente è stato principalmente da noi. Quindi il mercato domestico per le imprese di infrastrutture immobiliari venete che costruiscono Veneto non cambierebbe nulla a livello burocratico, perché sono beni che si producono e consumano nel mercato domestico. Il muraro, voglio dire, che fa, o l'impresario farà la casa sempre a me che sono veneto, e, ripeto, quelle aziende che non fanno opere pubbliche diciamo fuori dalla regione, attuale regione. Per le imprese concessionarie di struttura dello Stato italiano cambierebbe però molto, e qui si spiegano magari alcune affermazioni che sentiamo in giro di qualche associazione che parla non a nome dei propri associati ma in nome di qualche proprio interesse. Mi assumo anche le responsabilità di quello che dico. Le infrastrutture sotto concessione saranno gestite dalla nuova nazione con i privati, un po' come è avvenuto in Slovenia, per quanto voglio dire, all'epoca magari l'economia non era così importante come oggi, o in altri paesi che hanno raggiunto la loro piena indipendenza. E quindi si deciderà poi, io spero che deciderà il popolo, come avviene in Svizzera, se queste infrastrutture saranno gestite direttamente dallo Stato, intendo per esempio le autostrade, oppure saranno date in concessione a dei privati. Telecomunicazioni, quindi sto parlando degli asset importanti e fondamentali di uno Stato. Fisse mobili e fibra ottica saranno gestite le concessioni dalla nuova nazione. Aziende di trasporti urbani e merci, ferrovie, nuove aziende dello Stato, Veneto e private.
le poste, i servizi postali interni dello Stato veneto. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna che siamo stati una nazione, quindi è anche un po' più facile, no? Se recuperiamo un attimo la memoria storica. Infatti non c'è niente di nuovo. Queste cose le abbiamo già subite 2 o 3 volte nella nostra storia, già con gli austriaci e poi con gli italiani. Per quanto riguarda le banche, che è un altro, diciamo, tema, no? Perché sono diventate centrali nella nostra vita, dovrebbe essere qualcos'altro centrale nella nostra vita, ma invece sono loro. Bene, loro, come viene organizzato il sistema bancario? Una banca centrale veneta, membro della BCE, questa è la mia personale opinione per carità, o sovrana emittente di moneta. Banche private, per le banche private non cambia nulla sul territorio. Lo sportello di Torre di Quartesolo in provincia di Vicenza continuerà ad avere i correntisti che sono residenti lì attorno, se non le nuove leggi sul loro funzionamento più aderente a una logica di mercato e non di distruzione di masse come oggi. In caso di partecipazioni in banche fuori dai confini si comporteranno come le banche che hanno nell'attuale estero. Mi viene in mente per esempio Unicredit che controlla la Zagrebačka banca, se la pronuncia, e quindi controlla già delle banche estere, quindi non so, la Banca Popolare di Vicenza piuttosto che le nostre banche cosiddette oggi locali possono continuamente mantenere le proprie partecipazioni anche negli sportelli al di fuori dell'attuale Veneto, sportelli in Toscana, Emilia o dove vogliono. Passiamo al mercato estero. I produttori veneti esportano e importano oltre il 60% del PIL. Questi sono dati del rapporto statistico Regione Veneto 2012, quindi è probabile che questo dato sia ancora superiore. Significa che per il restante 40% viene importato ed esportato con lo Stato italiano. Quindi già per il 60% il problema è che sia un mercato domestico estero, diciamo il futuro inteso come Italia, è una cosa che per il 60% non ci riguarda. Vediamo sto 40%. Difficoltà a trasformare quel 40% in export verso il nuovo estero, cioè verso lo Stato italiano? Nessuno. Perché una parte è anche mercato domestico. Ricordo che con poco meno di 5 milioni di abitanti il Veneto è un importante mercato a livello europeo. Quindi nessun problema nel gestire eventuali aspetti doganali, fiscali, controlli sanitari, eccetera, con un nuovo partner commerciale che è l'Italia. E perché? Perché già lo facciamo. Per 3/4 circa delle nostre transazioni giornaliere delle nostre aziende. I prodotti si vendono perché sono ottimi e piacciono alla gente e non perché sono fatti nella propria nazione. Cioè il fatto che siano costruiti in Veneto, mi viene in mente, non so, una famosa ditta di carrozzine che è leader mondiale. Non credo che nell'eventualità di uno Stato indipendente un barese, che io adoro, voglio dirvelo, tanti amici, smetta di comprare le carrozzine, perché o si fanno la fabbrica e la fanno bene immediatamente là, oppure sarà continuamente un cliente di questa azienda. Quindi nessuno perderà un millesimo di euro dal mercato italiano in caso di indipendenza. Quindi anche questa cosa che qualcuno va a dire in giro è assolutamente una bufala. Un esempio su tutti, Apple. Secondo voi, se la California diventasse una nazione sovrana e indipendente, smettereste di comprare iPhone? Guardate cosa scrive Apple sui suoi telefonini. Chi ce l'ha lo può guardare, può girare il retro. E c'è scritto Designed by Apple in California. Il marchio USA non c'è da nessuna parte. Però, voglio dire, un abitante del Texas credo che si compri iPhone o compri, voglio dire, l'iMac. Non penso che stia lì a guardare, cacchio, questi qui non hanno messo il marchio USA, tra l'altro loro sono anche molto nazionalisti. Perché il valore è nel prodotto ed è anche nei prodotti veneti. Quindi nessuna paura, solo opportunità. E nel contesto europeo come ci posizioniamo? Qui adesso io ho delle slide di Gianangelo Bellati dell'anno scorso che aveva fatto un'analisi interessante. Non so come sono messo come tempo per far vedere qualcosa, perché sono dati che magari già conoscete. Abbiamo un PIL superiore a tanti paesi, parliamo di stati sovrani, mi sembra che l'ultimo dato sia 31.000 euro pro capite, ben più alto della Finlandia, ben più alto dell'Italia, addirittura del Regno Unito, se fossimo indipendenti. Quindi in realtà ci dipingono come a volte
ho sentito dire siete troppo piccoli per competere a livello mondiale, ma sono tutte stupidaggini perché noi già competiamo ogni giorno con l'estero, cioè noi siamo già una potenza mondiale, lo dice Sole 24 Ore dell'altro giorno e penso sia un rapporto che avete letto tutti. Prendendo la classifica delle province, abbiamo province come Vicenza che è a livello della provincia di Wolfsburg, dove c'è la Volkswagen, e quindi è un'economia che è monoprodotto, è una filiera organizzata, molto potente, dove i terzisti lavorano in maniera efficiente. Noi non abbiamo, quindi uno Stato che aiuta, ovviamente anche con il supporto, voglio dire, dell'acquisto diretto, pensiamo alle auto della polizia, per non dire di tante altre prodotti che la Volkswagen può fare. Noi siamo all'opposto, abbiamo uno Stato che ci mette in difficoltà, ci dà prova ogni giorno di non volerci bene, e forse anche questo che ci sprona, certo ci allontana come amor patrio, almeno anche per quanto mi riguarda, totalmente, nel senso che non ci credo più, ma anzi ci mette ancora più in difficoltà, e questo ci fa reagire, e questo è lo spirito veneto forse di cui parla anche Renzo Fogliata, no? Più ci mette in difficoltà più reagiamo, perché la classifica dell'altro giorno ci dice che noi abbiamo un prodotto, un PIL che è pari, adesso dipende dalla provincia, Treviso, Vicenza era nominata, a quella di una provincia in uno stato efficiente. E se noi guardiamo la cartina geografica, purtroppo non ce l'ho qua, ma lo potete ricavare dal sito internet del Sole 24 Ore, la battuta che era scaturita è quella fantastica, no? Cioè noi prendiamo le province Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Treviso, queste erano quelle nominate nella classifica, che sono più efficienti delle province tedesche, perché producono, la provincia di Vicenza mi sembra 20 miliardi di PIL, senza nessuna grandissima azienda come quelle come possono essere in Germania, e se guardiamo la cartina non è altro che la Repubblica Serenissima, il che vuol dire che lo spirito non lo cancelli. 1100 anni di storia nel DNA vogliono dire qualcosa, io non me ne rendo conto, ma evidentemente quello che faccio oggi quello che faccio io, che fate voi ogni giorno come imprenditori, inconsciamente deriva da un'eredità che ci è stata lasciata, che è preziosissima. Io credo che con il tempo, perché ci sono tante cose da dire, ma mi fermo qui. Grazie.